Non bastavano i mezzi vetusti e il poco personale. Da lunedì i vigili del fuoco patavini operano senza autoscala, mettendo a rischio gli stessi pompieri e la popolazione. A nulla sono valse le continue mobilitazioni, a nessuno pare interessare la situazione in cui operano i vigili del fuoco, mezzi antiquati e fermi o proprio che mancano, come in questo caso l'autoscala. Una situazione surreale e allo stesso tempo potenzialmente fatale è quella sollevata dall'Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco. Giusto per fare qualche esempio, nel caso ci sia da evacuare uno stabile, si dovranno raggiungere i piani alti degli edifici attraverso le scale interne per poter mettere in salvo le persone e nel caso di soccorso a persona ai piani alti non si potrà più entrare dalle finestre, ma si dovrà abbattere la porta di casa. Negli incendi di abitazioni che interessano il tetto si dovrà operare cercando di limitare i danni. Un mezzo all'autoscala fondamentale e una situazione preoccupante e non tollerabile. La situazione è grave anche nelle province limitrofe. Si pensi che Vicenza, Treviso e Venezia hanno a disposizione un'unica autoscala, che se venisse chiamata a Padova, oltre a lasciare un ampio territorio scoperto, richiederebbe un tempo di intervento molto lungo. Swisher Channel News, Padova.